Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa qui su Telecolor, che oggi è pronti a sfogliare ed approfondire i temi dei quotidiani che troveremo nelle prime pagine e all'interno appunto dei giornali. Oggi insomma il racconto nazionale cammina sul binario degli accordi tra Cina e Stati Uniti, anzi tra Stati Uniti e Cina, poi la manovra fiscale, correttivi alla nuova manovra di bilancio del governo Meloni, poi insomma ancora le polemiche sulla magistratura e poi in chiave regionale si torna alla movida violenta soprattutto a Palermo, a coltellate anche nella zona rossa. Allora andiamo a vedere i quotidiani, partiamo come sempre dai quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua il primo titolo di oggi: svolta sui dazi tra Stati Uniti e Cina, c'è l'accordo. Anche fentanyl e terre rare nell'intesa, giovedì l'incontro con Xi Jinping e Trump, quindi su questo si discuterà. E poi in politica internazionale lo spauracchio dell'atomica, dei nuovi missili di Vladimir Putin, quindi della Russia, nuovo missile nucleare che è invincibile, dicono appunto da Mosca. Altre notizie che troviamo in pagina: polemiche per il video del garante della privacy nella sede di Fratelli d'Italia, una questione sollevata ancora una volta da Report, quindi duello tra Ranucci e Fratelli d'Italia, perché nella prima puntata di Report appunto le inchieste di Report, di Ranucci e degli inviati della squadra di Report diciamo, si sono concentrate appunto su Fratelli d'Italia. Due notizie di sport nella prima pagina, in apertura Sinner che vince a Vienna, trionfa, il quarto titolo nel 2025, vince contro il tedesco Zverev, battuto in 3 set, il tedesco avanti nel primo, poi recupera e rimonta l'altoatesino. E poi questa foto che riprende uno scorcio di partita, il contestatissimo rigore primo che ha sbloccato poi il match nella partita Napoli-Inter, finita poi 3-1 per i partenopei. Diciamo ancora polemiche, gli arbitri e l'uomo VAR, 3 stop per il non rigore, questa è la notizia sulla sospensione degli arbitri che appunto erano impegnati in questa partita. Troviamo in basso questa notizia che vi evidenziamo, molto curiosa: al Louvre fermati in 2, volevano fuggire in Africa, sarebbero i responsabili appunto del furto milionario ai gioielli della corona di Napoleone nel museo francese. Uno stava per fuggire in Algeria, l'altro in Mali, potrebbero aver agito su commissione, e polemica sulla fuga di notizie. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere la prima pagina invece di Repubblica, eccola qua: accordo Stati Uniti-Cina sui dazi, escluse le tariffe al 100%, i negoziati in Malesia avvicinano l'intesa su terre rare, soia e TikTok. Giovedì l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Anche sull'Ucraina Mosca testa invece un supermissile nucleare. Sui telefonini, eccolo qua, c'è un diciamo sullo stop ai telefonini, diciamo ai social, ai minorenni che diventano sempre più spesso influencer. C'è una riflessione, si è discusso molto in questi giorni, c'è una riflessione di Concilio Gregorio proprio su Repubblica: il proibizionismo non salverà i ragazzi dai telefonini. Il direttore degli Uffizi dice che non esiste il diritto a farsi un selfie, la premier danese che i social network prima di 15 anni generano ansia e depressione, il ministro italiano Valditara dice che i telefoni a scuola ne concentrano e li ha proibiti. Mia sorella, che insegna in un asilo nido, o come si chiamano ora, dice che i bambini arrivano poco più che neonati, sono intatti, magnifici, esseri umani integri. Quindi insomma anche qui la polemica in qualche modo sullo sfondo. Questa è la Repubblica, nella prima pagina, la manovra, vedete a centropagina la sfida tra Fratelli d'Italia e Lega, quindi insomma le polemiche sono appunto all'interno della maggioranza, i correttivi da apportare li chiedono proprio i partiti di maggioranza. Andiamo a vedere altre prime pagine. La Stampa, affitti e pensioni, eccolo qua, la manovra cambia, banche scontro del governo, il ministro Foti, ognuno rinuncia a qualcosa. L'appello è ovviamente in questo caso alle banche,
che diciamo in qualche modo hanno fatto braccio di ferro contro il governo, ma anche ai partiti della maggioranza perché non si puntino i piedi su questo o quell'articolo che riguarda la manovra di bilancio. Quindi su questo insomma c'è ampio dibattito anche politico. Vedete l'azzurro Torino, Sinner vince a Vienna, Musetti e il doppio Bolelli-Vavassori a un passo dalle ATP Final, perché si giocheranno appunto ancora a Torino a novembre. E poi America-Cina, abbiamo visto, prima intesa sui dazi, quell'effetto Donald sulla società degli Stati Uniti. Vediamo ancora altre prime pagine. Il Messaggero che punta sulla sanità pubblica, più cure gratis, aggiornati i LEA, i livelli essenziali di assistenza con esenzioni ticket, tra le prestazioni del servizio sanitario entrano la cura dei disturbi alimentari, le patologie rare, più prevenzione, test genetici. E ancora poi lo sport con Lazio e Roma, questo è il Messaggero quotidiano di Roma che mette appunto Dybala e in questo caso Basic, autore del gol contro la Juventus, Dybala, autore del gol contro il Sassuolo. Entrambe le squadre romane hanno vinto i loro rispettivi incontri. Fisco. Perché va l'IVA? Dichiarazione d'ufficio con l'importo da pagare. Ancora le entrate incroceranno i dati di fatture e scontrini, in caso di incongruenze partirà una precompilata, quindi questa è la nuova riforma, insomma in qualche modo rivisitazione del fisco italiano. Andiamo a vedere qualche quotidiano finanziario, eccolo qua il Sole 24 Ore che esamina la legge di bilancio, lavoro, le flat tax spingono contratti e produttività, le novità per i dipendenti privati. Tassa dell'1% sui premi per gli obiettivi, prelievo del 5% per gli aumenti che derivano dai rinnovi. E poi il bonus casa, investimenti in allerta, stiamo parlando del bonus casa 2026, sgravi ridotti, incertezza dei cantieri e rebus cedolare, spiazzano gli acquirenti, quindi il mercato potrebbe risentirne e subire una lieve flessione. Andiamo a vedere invece altri quotidiani di natura politica, troviamo il Fatto Quotidiano, Ucraina, rubati o spariti 500.000 di mitra, fucili e pistole. E poi l'Unione Europea, ancora pallino il Fatto Quotidiano, ordini miliardari alle big delle armi anche se scoppia la pace, quindi questa è la denuncia del Fatto Quotidiano. E poi questa notizia del Fatto Economico, il supermercato Trump vende di tutto e online. Vediamola subito questa notizia perché è davvero curiosa, eccolo qua. Signori venghino, dalle cripto in giù un affarista alla Casa Bianca. Che cosa succede? Dai collari ai calzini all'emporio Trump si compra di tutto. C'è anche qualche foto insomma, di questi oggetti, l'orologio Trump, i calzini, il cappellino $55 che, con la Trump Eagle, con il ciuffo di Trump e l'aquila americana, le borracce di Trump, i vestitini per i bambini diciamo a tema presidente americano, vedete, tutto alla Casa Bianca si vende, insomma i numeri sono diciamo, importanti, diciamo, anche dei prezzi di vendita, dei singoli prezzi di vendita, ma quello che generano insomma lo mette in fila il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere altri giornali, il Giornale, quotidiano di centrodestra, la nuova patacca di Report, Ranucci ha trasmesso un audio privato rubato, ma fa il martire, Fratelli d'Italia ha dato ordine di multarci, ma i fatti e i tempi smentiscono. Una foto di Agostino Ghiglia, che è il garante della privacy, mentre entra nella sede di Fratelli d'Italia, viene usata dal Report per insinuare che il membro del garante abbia ricevuto da Arianna Meloni il compito di far multare la trasmissione, rea di aver mandato in onda un audio rubato di San Giuliano alla moglie, ma i tempi e la testimonianza di Bocchino smentiscono la ricostruzione di Ranucci, quindi l'ennesima bufala, dice il Giornale. A centropagina troviamo ancora il caso Garlasco, parla Taormina, avvocato, Sempio confessi il falso alibi, era lì con Stasi ma non è il killer. Ancora diciamo, novità su questo caso, diciamo, sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta ormai molto tempo fa. A sinistra poi le critiche, nasce anche il partito Propal con l'albanese in mezzo. Toga in mezza retromarcia, Big Bang della lettera di Melania Berlusconi che abbiamo visto diciamo, qualche giorno fa proprio su questi quotidiani, Big Bang della lettera di Melania Berlusconi su Silvio e la caduta dell'accusa di mafia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ci ripensa e dice, e questa è un'ammissione, un processo lungo 30 anni non è da paese civile. E poi l'attacco ancora a Ranucci, alla squadra di Report, Ranucci riparte e attacca Fratelli d'Italia.
questo è il quotidiano Libero. Vediamo ancora La Verità, c'è l'emergenza Maranza, non l'allarme fascismo, a Genova assalto a un liceo occupato, la sinistra accusa subito l'estrema destra ma la questura e i testimoni parlano di minorenni violenti, quei bulli non politicizzati e spesso stranieri che terrorizzano le nostre città, tra accoltellamenti, scippi, la gente ha paura ad uscire di casa. In realtà però girano anche in queste ore le foto di Predappio, insomma dei nostalgici del fascismo, insomma, che fanno gridare allo scandalo. Vediamo altri quotidiani, il Tempo da giorni ormai racconta di infiltrati nelle comunità islamiche a Milano, come cambia la strategia dei fratelli musulmani, niente bombe ma moschee abusive e falsi propal. L'obiettivo è entrare nelle istituzioni italiane dopo Monfalcone con la prima lista islamica, gli esperimenti a sinistra in Campania e Puglia dove si voterà per le regionali, quindi questo è l'allarme, diciamo, in qualche modo che lancia il Tempo. Vediamo ancora un altro quotidiano e prendiamo il quotidiano Domani, eccolo qua. Dazi, terre rare ed export di soia, Trump sì, l'accordo è più vicino, il presidente americano e quello cinese si incontrano giovedì per risolvere le tensioni commerciali, la Casa Bianca ha raggiunta un'intesa preliminare ma il tycoon parte da posizione di svantaggio. E questo è un po' il tema che mette in primo piano il quotidiano Domani. Ci fermiamo adesso, rientriamo con una piccola pausa e poi subito dopo il racconto della rassegna stampa regionale. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, adesso ci occupiamo della lettura dei quotidiani regionali, molta cronaca tra le prime pagine, soprattutto dopo quello che è successo a Palermo l'altra notte. E allora andiamo a vedere il quotidiano La Sicilia, nella prima pagina, la prima pagina regionale, la troviamo di spalla, le notizie di Palermo, la zona rossa non basta, coltellato in aria movida, il timore che a Palermo l'istituzione delle zone rosse non bastasse, ha avuto conferma sabato notte, un uomo di 35 anni è stato ferito con 2 coltellate proprio all'interno del perimetro di un'area a rischio, al culmine di una lite con un coetaneo, già identificato. Le condizioni del ferito, per fortuna, non destano preoccupazioni. A centropagina, La Verità, finalmente, 53 anni fa veniva ucciso Giovanni Spampinato, giornalista scomodo, ecco i documenti inediti sulla pista politico-eversiva, troverete tutto in pagina all'interno del giornale. Poi le notizie che abbiamo visto di cronaca nazionale ed internazionale, Putin allarma con il supermissile, Trump invece ricuce con la Cina, e poi le parole del presidente dell'AMN, Associazione Nazionale Magistrati, il CAV a processo, Berlusconi a processo per 30 anni, non è giustizia, l'ho detto appunto Parodi, una vicenda che dura 30 anni non è da paese civile, sui processi infiniti appunto a Berlusconi. Queste sono le parole del presidente Parodi. A centropagina, applausi, qui c'è lo sport, il Catania supera pure il Benevento, decide Ciccerelli, Vetta sempre a -1, il Catania è stato primo per poche ore fino alla partita della Salernitana che poi ha vinto il suo scontro diretto e si è riportata in testa alla classifica. Adesso poi vedremo anche la classifica. E poi Messina, si parla di Manlio Messina, di Fratelli d'Italia, picconatore, e i 2 forni meloniani. Adesso ci si chiede qual è il ruolo di Manlio Messina, che continua ad accusare il governo Schifani soprattutto sui social. Call center, team, salto nel buio per 300 addetti, qui siamo a Caltanissetta, quindi allarme lavoro. E allora entriamo in pagina e la vediamo, questa notizia dalla pagina del quotidiano La Sicilia. Telecontact Center, saltano nel buio anche 339 lavoratori di Caltanissetta, si tratta di una fusione della società napoletana controllata al 100% da TIM con DNA. L'allarme dei sindacati, ci sono 1591 contratti a rischio, tra cui quelli nell'unico ufficio in Sicilia che è appunto a Caltanissetta.
E questo è il tema. Restiamo sulla stessa pagina perché c'è diciamo una proposta del segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo, che chiede un parco dell'Etna nazionale, un parco nazionale dell'Etna, perché il parco dell'Etna, così com'è un parco regionale, è un fallimento proclamato e ora la politica deve rimediare. Dice il segretario del Partito Democratico: patrimonio dell'umanità, ma l'umanità ha i crateri, non può permettersi di arrivarci perché è un lusso, perché appunto si pagano anche le strutture private e i proprietari di quei terreni. Andiamo avanti con il racconto delle province. A Palermo, eccola qua, paura e coltellate in zona rossa, ferito un uomo in via Chiavettieri. La rissa è avvenuta di notte, un 35enne in ospedale, i 5 Stelle polemici contro l'amministrazione della Galla, dice ma così non basta, insomma, perché i residenti, diciamo, i fatti continuano ad avvenire e i residenti sono allarmati. Sempre a Palermo, nuove telecamere, brusca frenata per l'installazione, e questo è ancora un tema che riguarda la sicurezza. E poi stretta sulla Movida, identificati in 660 e i giovani disertano lo scenario in centro. Quindi diciamo in questo caso è anche un po' un allarme, diciamo, con tutti questi controlli, i giovani preferiscono andare altrove per non essere coinvolti appunto in controlli e soprattutto nelle risse. Allarme a Carini per il collettore, mare a rischio e no al progetto, qui c'è il comitato che protesta. E poi sulla A19 5 km di imbuto a Bagheria, sempre diciamo per le questioni che riguardano la viabilità in Sicilia, certamente in questa zona dell'isola davvero difficoltosa. Questo è diciamo, il racconto di Palermo. Andiamo sul racconto a Catania, eccolo qua, il Castello Ursino non decolla, una polemica diciamo, che va avanti ormai da mesi, dopo che il sindaco ha deciso la chiusura totale della piazza. La piazza è deserta, e altre polemiche perché appunto non c'è pace per piazza Federico di Svevia, nonostante la parziale riapertura al transito. Si è conclusa ieri, dopo un mese, l'ottobrata a Zafferano Etnea. Siamo alla 45esima edizione di una delle sagre diciamo, più antiche, storiche della provincia di Catania, migliaia e migliaia i visitatori, il record anche per l'ultima domenica, protagoniste funghi e castagne. Insomma, è davvero come dire, una notizia che fa a pugni, c'è proprio i simboli dell'autunno con una giornata, quella di ieri, che sembrava davvero una giornata estiva. E poi il gioco per unire i volti di San Berillo, la festa del giocattolo in piazza Falcone e a Mascalucia l'ex Mime. Sono altre notizie che completano la pagina. Interessante poi per quanto riguarda la cronaca i verbali di William Cerbo, detto Scarface, nel quale comincia a collaborare con gli inquirenti. Dice: io, Mazzei e le discoteche, a testimonianza che il controllo dei locali notturni era appunto in mano alla criminalità organizzata. Il Giornale Sicilia, nella prima pagina, la zona rossa non ferma la movida di sangue, l'abbiamo già visto nel primo weekend di controlli serrati in centro. Palermo registra un'altra notte ad alta tensione, rissa in via Chiavettieri, un ferito in ospedale, individuato l'aggressore. E poi i controlli insomma, che riguardano la zona rossa, li abbiamo già visti, oltre 600 gli identificati, quindi ancora SOS e sicurezza. Di spalla, termovalorizzatori affiancati da impianti per l'indifferenziato, si delinea il piano, serviranno il piano dei rifiuti in Sicilia, serviranno 9 strutture per selezionare i rifiuti, avvia i carotaggi sui terreni, la task force sui termovalorizzatori guidata da Salvo Cocina, dall'ingegnere Salvo Cocina, ha cominciato una serie di incontri tra gli enti controllori come l'ARPA e la commissione tecnico-specialistica e le imprese che a settembre si sono aggiudicate l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione e fattibilità dei 2 mega impianti, lo ricordiamo, uno sorgerà a Palermo e uno sorgerà a Catania. Emerge la necessità di nuove piattaforme per il trattamento dell'indifferenziato, una per provincia, per ridurre al massimo la spazzatura, separando le materie prime da destinare alla differenziata, mentre il resto verrà mandato nei 2 termovalorizzatori, quindi una selezione diciamo in itinere. Ancora le notizie sulla manovra, Meloni convoca tutti, e poi il Palermo, diciamo, per quanto riguarda lo sport, il Palermo ha giocato sabato, ha perso la prima partita stagionale contro il Catanzaro. Per il Palermo brusca frenata, Inzaghi studia
correttivi. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, si parla della manovra in apertura, di spalla la Russia con il supermissile nucleare che Putin dice essere invincibile, e poi ancora i nuovi impianti per ridurre il volume dei rifiuti in Sicilia, la troviamo questa notizia a centro pagina. Allora entriamo dentro il giornale Gazzetta del Sud, ridurre il volume dei rifiuti, serviranno nuovi impianti, questa è la notizia, diciamo, che in qualche modo incuriosisce di più tra le pagine del quotidiano di oggi. In corso le valutazioni tecniche per il funzionamento dei 2 termovalorizzatori e poi, come abbiamo visto, le strutture di compostaggio. Dentro insomma ci sono tutti i criteri e diciamo i numeri che accompagnano insomma questa scelta del governo Meloni. L'appello di Salvini: impensabile che il ponte si fermi per dei cavilli, risultano ancora delle polemiche e diciamo delle questioni legate, formali invece legate ai ricorsi presentati, insomma, e sulla fattibilità della grande opera. Restiamo sempre sul giornale di Sicilia perché vediamo, scusate, sulla Gazzetta del Sud, perché vediamo la zona rossa a Palermo, trova spazio anche qui. Con la polemica del Movimento 5 Stelle, sono i rinforzi insufficienti, manca una strategia nazionale sulla sicurezza urbana. Questo è l'allarme lanciato dal Movimento 5 Stelle, una zona rossa che però, come scrive il quotidiano, non era la strada dove è avvenuto l'accoltellamento, seppur in zona rossa, non era presidiata dalle forze dell'ordine. Abbiamo tempo per chiudere con lo sport. Allora, la prima pagina della Sicilia dello sport, partiamo con la foto dell'autore del gol, Ciccerelli supereroe, il gol che ha permesso ai rossazzurri di battere per 1-0 il Benevento. Il trequartista segna il rigore che decide il match contro il Benevento ed esulta imitando Dragon Ball, questo personaggio, diciamo, dei cartoni animati, un mito immortale dei cartoon. Poi nuovo IGA capolista in Serie D, i tirrenici battono la Nissa nello scontro diretto, il Messina saluta la penalizzazione, questo per quanto riguarda appunto la Serie D. Poi il Palermo in Serie B cerca riscatto e domani giocherà già contro il Monza, mentre il calcio a 5, profumo d'Europa per la Meta Catania che da mercoledì giocherà nel girone di Champions League. Vediamo una pagina che riguarda lo sport con Ciccerelli, diciamo il trequartista che parla, lo mettiamo anche qui con la foto visibile, che parla e racconta insomma le sue emozioni dopo il gol vittoria al Benevento. Il boato dei 20.000 del Cibali mi ha impressionato, il merito però va condiviso con il gruppo. Esulto alla Dragon Ball perché porta bene, come sottolinea appunto il giornale. Come vive questo momento? Gli chiede il cronista Giovanni Finocchiaro. C'è un grande senso di responsabilità verso il pubblico e verso la città che è sempre al nostro fianco e lo si vede non solo dal numero di persone che vengono a sostenerci, ma dell'interesse quotidiano che c'è nei nostri confronti. Lei questo lo sapeva, diceva, quando avendo giocato a Catania 2 stagioni prima, deluso da quella partenza. A quel tempo sì, ma adesso sono proiettato verso quello che dovremmo ancora costruire. Quindi insomma c'è grande fiducia nelle potenzialità di questo Catania in questo campionato. Allora vediamo i risultati anche delle altre siciliane. Il Siracusa ha giocato sabato e ha vinto per 4-1 contro il Casarano, ha vinto ieri il Trapani contro il Cerignola per 2-1, ha vinto ieri il Catania contro il Benevento per 1-0. Questa la classifica anche alla luce dei risultati maturati sugli altri campi. La Salernitana è prima e il Catania è secondo, solo un punto di distanza tra le due. A centro classifica risale il Trapani con 11 punti, avendo già cancellato gli 8 di penalizzazione, se lo sarebbe a 19 punti già nelle zone alte della classifica. Rimane tristemente ultimo il Siracusa con 6 punti. Prossimo turno, il Catania giocherà venerdì alle 20:30 contro la Casertana in trasferta, poi il Trapani giocherà in trasferta a Crotone domenica alle 14:30 e sempre domenica giocherà il Siracusa a Giuliano alle 17:30. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.